Attenzione Mestrina, la ricerca di maggior continuità. Ospita oggi al Pala Franchetti la squadra di mister Walter Moro, che ha voglia di rivalsa dopo le 2 sconfitte consecutive. Buonasera da Udino Baggio per Roblox. Oggi è Mestre Fenice, Vigo Real. Dentro l'area di rigore solo il numero 7 Matteo Zanatta, fuori 2 Meneghello, il velo per il capitano che va con il piatto. Scende Marchese, lo attende, temporeggia Capitan Franzoi, quindi Marchese va orizzontalmente, sbaglia e lascia questo pallone a Schiavinato che va alla conclusione, ci mette una mano con la tuzza e poi in tuffo non riesce ad evitare che la palla superi la linea di porta e quindi in vantaggio ci va il Mestre Fenice con l'1-0 di Kevin Schiavinato. Azione di El Messia, favorisce il contropiede Vigo Real con 22 Tommaso Meneghello, porta palla ad esterno, la lascia Guido Secchieri, arriva in sovrapposizione anche il Messia, Secchieri si crea lo spazio, in tuffo Meneghello, capitano ruleta e poi la passa Guido Secchieri con il destro, la tocca Tommaso Meneghello che poi si crea lo spazio vicino al Bongu prova a passare in mezzo a 2 ma è difficile, quindi Guariento serve Palma, può ripartire il Mestre Fenice, va il numero 5 e poi gran recupero di Bongu, Zanatta spara la porta, appoggio su capitano in maglia 8, allarga per Tommaso Meneghello che prova ad andare via, ne salta 2, Meneghello mette a sedere Baldresca, poi Zanatta non impatta, Marchese ancora, Baldresca si lancia, Guariento perde il contrasto, Marchese vince un rimpallo, allarga ancora da Meneghello e poi alla fine Meneghello a destra, lateralmente da Tommaso Meneghello, lo tende Guariento, il Messia 1-2, Meneghello prova col sinistro in tuffo, alto il Mestre Fenice con Guariento, il Messia servito d'esterno, Meneghello si può chiudere l'1-2, ancora il Messia di fronte a Baldresca e 28 al termine, Meneghello la tende Franzoi, passa Meneghello, va da fuori col sinistro, Baldresca in tuffo, no, Schiavinato a ricerca dello spazio, deve tirare del Messia, Marchese, Franzoi d'esterno, libera per il Messia da solo, e il Messia palo, e laterale da Marchese, per la porta in mezzo a 2 Bongu sola, tocco sotto, ancora Marchese, il tiro, deviato di nuovo Marchese, altro legno del Vigo. Tommaso Meneghello al limite dell'area, Zanatta, viene lontano l'avversario con le braccia, Meneghello se ne va sulla destra, Meneghello, un rimpallo, Zanatta, ancora Meneghello, il tocco dietro, arriva invece Mattia Meneghello, ruleta, evita anche il capitano in maglia blu, altra ruletta di Schiavinato che però questa volta perde palla, quindi Marchese, c'è anche Zanatta che è partito sulla destra, Marchese col sinistro, conclusione deviata che beffa Mattia Baldresca, consegna al pari al Vigo Real. Franzoi, Schiavinato dall'altra parte, vuole il taglio Franzoi di Schiavinato, quindi decide di andare da solo, va alla conclusione. Inizia per M come la M di Marchese, autore del gol del pari, continua con C come Collatuzzo che sta sistemando la barriera. Stiamo ovviamente parlando delle mix card di Roblox, disponibili come sempre dal link in descrizione. Di nuovo con la punizione su cui c'è Schiavinato, il tocco per Guariento, se la allunga, poi becca Collatuzzo e Franzoi deposita in porta la sfera che vale vantaggio Mestre Fenice, 2-1, esulta il Palafranchetti. Mazzucato si frappone fra palle Schiavinato, l'allungo di Petteno su cui lotta Mazzucato, Petteno con il Dessia, Bongu, il taglio di Meneghello, lo attende Franzoi, Bongu si accentra d'esterno da Zanatta, poi col tacco gli offre l'1-2, Bongu di fronte a Baldresca, ancora Bongu dentro per Mattia Meneghello, si torna in parità al Palafranchetti, ha pareggiato il Vigo Real con il suo capitano Mattia Petteno, Guariento, Franceschini a sinistra anche Bellu, Franceschini lascia Guariento, poi la rivuole Bello Cucchiaio, buca con la Tuzzo, Franceschini, grande intervento di Bongu, Franceschini pressato da Bongu che cade a terra, Franceschini e Bongu, non si capisce con Baldresca, Bongu dentro e il Messia, deviazione Guariento, palo, ancora addosso il Messia e poi si sa. La destra è il Messia, doppia, tripla, ruletta, imprudente qui il capitano che manda in porta a Schiavinato, 3 contro 1, Franzoi, l'appoggio ancora per Schiavinato e il Vigo Real serve su un piatto d'argento questo contropiede al Mestre Fenice che non può sbagliare, torna in vantaggio la squadra di casa, 3-2 con il gol di Schiavinato. E il Messia, Meneghello, Brison pressato da Petteno, rischia, perde palla qui, Petteno se n'era andato e per evitare di lasciar correre l'avversario verso la porta il numero 3 Gianmarco Frison commette fallo e quindi secondo il direttore di gara è cartellino rosso, finisce qui la partita di il portiere in movimento ma in 4 a causa dell'espulsione. Marchese, Zanatta, ancora Marchese, Veronica di Marchese, poi Franzoi ci mette il piede d'esulto. Capitan Franzoi in area di rigore. Meneghello intanto indica al portiere di uscire. Schiavinato prova con il tacco Franzoi. Quindi contropiede Vigo Real. Meneghello, Marchese. Messia, Marchese, vuole l'1-2 il Messia, Marchese in verticale, deviazione, rimessa laterale. Vuole tutti dentro Capitan Meneghello. Zanatta e del Messia. Fuori c'è anche Marchese.
Meneghello con la punta, deviazione. Non c'è più tempo per il rossoblù del Vigoreal di agguantare il pari. Finisce 3-2. A vincere il Mestre Fenice di Mister Landi, che quando gioca al Palafranchetti in questa stagione non ha mai perso fin qui un pareggio e 3 vittorie.